Con la zucchina lunga in Sicilia facciamo una confettura conosciuta come cucuzzata, che viene usata per farcire biscotti e dolci siciliani. Che dite, la prepariamo insieme? Inizio a pulire la zucchina lunga e la pulisco. La taglio a metà. La taglio a striscette e la taglio poi in taglini. Metto la zucchina e lo zucchero, mischio tutto. E la faccio macerare per un'ora in frigo. Metto a cucinare la zucchina. Accendo il gas. L'ho fatta cuocere per mezz'ora e adesso la spengo e la metto a raffreddare. La possiamo mettere anche nel barattolo per fare la conserva. Ragazzi, mi raccomando, non mancate le prossime video ricette. Ciao ciao, baci, ciao!